in regione ci dicono che le uniche notizie che hanno di richiesta sul territorio della ciclabile vengono dalla stampa e dalle TV locali, cioè nessuno ha mai presentato un'istanza ufficiale di richiesta. Proprio così, avete capito bene, si è sempre parlato tanto di questa ciclopista del Brenta, la ciclabile che dovrebbe congiungere una volta completata Caldonazzo a Venezia, attraversando Val Brenta e passando per Bassano. Un progetto ambizioso nell'ottica di valorizzazione del territorio e promozione turistica. Peccato che in regione, lo abbiamo sentito, non sia mai pervenuto alcun progetto, soprattutto nel tratto cornale, siamo a Cismon del Grappa, Bassano, quello su cui proprio il bassanese ha sempre puntato. L'ironia della sorte è che negli ultimi tempi la Regione Veneto ha finanziato 1100 km di piste ciclabili. Non rientra la pista del Brenta, su cui sta lavorando il gruppo Territori del Brenta, che ha in cantiere 3 ambiziosi progetti. Sono state individuate 3 directory prioritari, cioè 3 elementi prioritari. Tra questi c'è prima di tutto naturalmente la ciclabile, la ciclopista, quel pezzo che manca diciamo da Cismon a Bassano, vista poi un'ottica anche di turismo, il polo museale, anche questa è una cosa molto importante, e poi il distretto della sostenibilità. Queste 3 directory saranno i 3 argomenti principali con i quali i territori del Brenta partirà.